5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con... Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? But if you're feeling the groove, you know what you gotta do. It's got to be fun, yeah. Get on the floor, no need to hold back. Sexy woman, discuss stilettos, all shaking all. Let's dance. Bentrovati in questa nuova puntata di Die pro Die, siamo a Porto Torres, siamo nella sala giunta del comune di Porto Torres in compagnia naturalmente del sindaco Luciano Mura, al quale inizio subito col fare complimenti per questa grande stagione estiva. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti voi. La ringrazio per i complimenti perché credo che siano anche meritati, soprattutto per il lavoro che ha fatto l'assessore competente Costantino Ligas, che ha proposto un ventaglio di iniziative importanti che stanno trasformando l'immagine di questa città. Una città che io dico che era seduta su se stessa, perché la grave crisi che aveva avuto l'apparato industriale, l'apparato chimico, e che soprattutto si piangeva addosso. E credo che adesso sia una città invece rivolta più all'esterno, una città più fiduciosa di se stessa, delle sue capacità, e soprattutto della possibilità di sviluppare in piccolo, chiaramente, ci rendiamo conto, un'offerta turistica importante. Abbiamo un lungomare che è straordinario secondo me, abbiamo delle risorse culturali straordinarie a partire dall'area archeologica. Io ricordo sempre che l'area archeologica di Porto Torres è una delle più vaste della Sardegna, questo sta a dimostrare il patrimonio importante che c'è, la Basilica di San Gavino, tutta la cultura, la storia di questa città che noi stiamo cercando di valorizzare, perché credo che il recupero della propria identità sia importante, non come strumento di chiusura in se stessi, ma come strumento di confronto con gli altri, per cui recuperare dei valori, con la festa grande stiamo recuperando la nostra tradizione, la nostra storia, con le attività complessive. Abbiamo offerto un ventaglio importante. Lei ha parlato prima, mi scusi, di quello che è la costa. Ho visto i grandi lavori che sono stati fatti anche con le nuove spiagge. Certo. Noi abbiamo oggi un'offerta turistica che è importante, tanto è vero che abbiamo anche spinto una serie di giovani a creare strutture di B&B che hanno avuto un successo straordinario perché sono tutte esaurite. Così alcune strutture turistiche o ricettive che sono state create in questi anni ci hanno chiesto addirittura il raddoppio. Questo sta a significare che la popolazione e il numero di turisti sta aumentando notevolmente. Questa è una città che ha una caratteristica particolare, io la chiamo la città di 30 minuti, nel senso che da qua comunque noi 30 minuti siamo ad Alghero, 30 minuti a Stintino, a Castelsardo, qualcosa di più, forse a Santa Teresa e Gallura e così via. Siamo una città che offre alcuni servizi importanti, possiamo essere sicuramente un punto di smistamento importante. La gente può andare a visitare questi luoghi straordinari perché Alghero ha delle bellezze sicuramente come Stintino, come Castelsardo, e noi un ragionamento di sintonia con questi comuni che stiamo facendo, credo che dobbiamo offrire un'offerta come territorio, non come città. Certo. E poi può ritornare qui la sera trovando sicuramente una manifestazione adatta, perché c'è l'iniziativa per i giovani, meno giovani, c'è l'iniziativa di carattere culturale, quella anche più, voglio dire, meno o più divertente, comunque più che attrae i più spensierati, oppure c'è l'iniziativa anche per chi vuole ragionare, chi si vuole impegnare. Insomma, l'offerta era vastissima. Abbiamo organizzato più di 85 eventi di varia natura, questo sta a significare che l'offerta è stata veramente ampia e siamo stati ripagati, perché devo dire che siamo riusciti anche a modificare alcuni flussi turistici che la sera andavano in direzione di località anche rinomate, quindi Alghero, Castelsardo, Stintino e così via. Quindi insomma una città sempre più proiettata verso il turismo, quindi una città che sicuramente il turismo sarà poi una parte integrante comunque dei denari anche del comune stesso. Sì, noi ci stiamo puntando molto. Io sono convinto che noi dobbiamo avere un sistema di sviluppo integrato, nel senso che
pensare che il turismo si faccia contro l'industria o viceversa, secondo me è una sciocchezza. Noi dobbiamo avere un'industria rispettosa del territorio che possa essere compatibile con la presenza di altre attività. L'attività turistica è un'attività importante, poi non ricordiamo o non dimentichiamo anzi che noi siamo sede del Parco Nazionale dell'Asinara, che secondo me è un attrattore straordinario per i flussi turistici anche legati al turismo ambientale. Il parco sta decollando, devo dire definitivamente, quest'anno abbiamo avuto un impulso notevole di turisti, soprattutto con l'attivazione della continuità territoriale tra Porto Torres e l'Asinara col traghetto che consente a tutti i cittadini e ai turisti di raggiungere l'Asinara con 3 corse giornaliere e soprattutto di raggiungerla pagando un prezzo anche accessibile a tutte le tasche. Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die, siamo a Porto Torres, intanto state già ammirando immagini che rappresentano questa città in piena espansione, ma oggi siamo allo Scoglio Lungo by Night, ci aspetta una serata dedicata a nuove voci, a nuovi cantanti e siamo in compagnia dell'organizzatore della New Event, Mario Garano. Ciao Mario. Ciao. Perché questa serata? La New Event nasce 2 anni fa, ha realizzato varie manifestazioni, in particolare qua a Porto Torres, molte qui allo Scoglio Lungo. Una di queste appunto è quella di stasera, del primo concorso canoro dedicato quest'anno ad Andrea Parodi, uno degli esponenti della musica sarda. Questa manifestazione nasce dalla scelta della New Event di cercare di creare nuovi volti della musica pop, perché noi italiana, del futuro. A little sexual, a little sexual, a little sexual, a little sexual frustration, combined with lack of motivation and a loss of concentration. I got a strange disease. I can't concentrate on work. My libido's gone berserk. Now I'm sweating through my shirt. I got a strange disease. 2 weeks ago, you said you'd never leave me, and here I am alone. And in this world of reckless happenstance, why do good things have to go away and leave you with nothing? Yeah, you left me with nothing. A strange disease. Emotional sensations set by your television stations and unaffected by locations. I got a strange disease. È stato un piacere stare con voi e noi qui vi dobbiamo assolutamente salutare. L'appuntamento per quanto riguarda Die Pro Die alla prossima puntata. Grazie a tutta Porto Torres, grazie a tutti questi cantanti, grazie alla New Event. L'appuntamento è rinnovato, alla prossima. Ciao a tutti. Die Pro Die, in collaborazione con I don't know about you, but if you're feeling the groove, you know what you gotta do. It's got to be fun, yeah. Get on the floor, no need to hold back. Sexy woman, the skirts, stilettos, I'm shaking all. Let's dance. Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno.